Una frode fiscale studiata nei minimi dettagli, pensata da padre e figlia siciliani, lui pregiudicato di Cosa Nostra, già collaboratore di giustizia, stabilmente residente in Veneto da anni. La Guardia di Finanza di Padova ha sgominato un'organizzazione illecita che trafficava pellet e con fatture inesistenti evadeva l'IVA. 51 perquisizioni concentrate soprattutto nella zona delle Stense, nella bassa padovana e a Verona, ma che hanno coinvolto anche 20 aziende situate in altre regioni del nord Italia come Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia e Trentino Alto Adige, spingendosi fino alla Sicilia. Questa operazione ha consentito di disvelare un'organizzazione criminale dedita alle frodi fiscali, però organizzata e capeggiata da un pluripregiudicato per reati di mafia e di sangue legati appunto a Cosa Nostra, trapiantato in Veneto ormai da diversi anni. 7 le ordinanze di custodia cautelare. L'indagine, iniziata nel 2018, partendo proprio dal profilo criminale del principale indagato, da qui l'ispezione finanziaria che ha portato alla luce la cosiddetta frode carosello. Attraverso società fittizie si ometteva il versamento dei tributi, consentendo di praticare prezzi concorrenziali di prodotti destinati a grandi catene di negozi di bricolage e fai da te. Da una prima stima le imposte evase ammontano a oltre 10 milioni di euro. Dove ci sono soldi c'è sempre il pericolo, ma il pericolo non è solo potenziale, è purtroppo confermato dalle diverse attività investigative degli ultimi anni, motivo per cui la Guardia di Finanza pone particolare attenzione, soprattutto in questo momento post-lockdown di ripartenza, di economia seriamente compromessa dal Covid, affinché non ci siano infiltrazioni di persone che con capitali freschi ma di provenienza illecita tentino di inserirsi nel tessuto economico legale.